Buongiorno, siamo con Terry Giacomello. Terry Giacomello, ristorante Inchiostro di Parma, ma è con noi perché, come a tutti è noto, Terry Giacomello è nato ad Aviano. Buongiorno Terry. Buongiorno Francesca. Allora, ascolta, noi abbiamo detto che sei a casa, non diciamo che cosa stai facendo e con te non parliamo neanche del come a livello di presidi e di stanziamenti, eccetera, affronterai la fase 2 perché anticipiamo la sorpresa, queste cose ce le racconterai sulle pagine di Top. Sì, E quindi oggi con te vogliamo un po' affrontare il discorso della cucina che ti appartiene, che è la cucina gourmet o stellata, come sì, la si voglia. E qualcuno sostiene che mentre i piccoli ristoratori subiranno un grande danno, la ristorazione stellata invece avrà un contraccolpo minore. Tu che sei del settore, che cosa ci puoi raccontare? beh, guarda Francesca, per quanto riguarda Inchiostro ti dico che noi abbiamo già dei tavoli che sono già distanziati tra di loro. Quindi noi al massimo toglieremo un tavolo per sala, quindi ci rimarrebbero 10 tavoli. E secondo noi, comunque sia, siamo, diciamo un po' più fortunati, no? Poi chiaramente prenderemo tutte le precauzioni possibili, però trovo che facendo meno coperti sei un po' più avvantaggiato, mettiamola così. Mm? E questo è quello che io vedo nei ristoranti stellati, perché, ripeto, coperti tanti, i stellati difficile fare il pieno, no? Certo. Quindi e poi tieni presente che all'inizio, quando apriremo finalmente le porte del nostro benedetto ristorante, Sì, la gente si muoverà un po' alla volta. sì. Non prevedo un gran flusso ora che apriamo Mm, di gente che viene al ristorante, capisci? sì. Quindi secondo me poi, sai, chiaramente questa cosa qua un po' alla volta poi comincerà a prendere un po' più piede, anche perché la gente ristarà a casa, penso che abbia voglia proprio di Infatti, sfogarsi, diciamo di andare fuori, di sfogarsi. E quindi è una cosa che andrà mano a mano prendendo piede, ecco. Ma non ok, sarà immediata. E questo noi lo sappiamo già, eh. sì, Questo noi lo sappiamo già. ok. Tra l'altro alcuni ristoranti hanno potuto anche in questo periodo continuare a lavorare con il delivery. Invece la tua tipologia di cucina è una cucina che non ti ha permesso di fare questo tipo di attività. Purtroppo no, Francesca, perché la nostra cucina è molto, e come tu ben sai, è molto complessa e hai bisogno di molti ingredienti per poter mettere in un piatto, no? E Mhm. quindi è praticamente impossibile che ci sia gioco di temperature, cose ghiacciate. Come fai a fargliela portare a casa sta roba, sti poveri cristi? Certo, avresti Diventa un dovuto momento complicato. snaturare Devi, la tua cucina. devi semplificare, semplificando, secondo me, non hai il risultato che vorresti che la gente poi si aspetta e quindi rischi di compromettere tutto lo studio che è stato fatto a monte, perché c'è uno studio a monte su ogni piatto che facciamo noi. Certo. E quindi perché far tanta fatica per poi snaturare un piatto e il cliente dice sì, vabbè, ok. Capisci? Il gioco non va alla candela, secondo me. Questo è quello che penso per quanto riguarda la cucina d'inchiostro. Poi sicuramente chi fa una cucina più semplice o diversa, sicuramente degli altri vantaggi, capisci? Cosa che io non ho. Tra l'altro, a proposito sempre di questa tua tipologia di cucina, la tua, appunto, essendo una cucina particolare, non è nemmeno una cucina regionale, ma è una cucina che utilizza prodotti, che provengono da tutto il mondo. Probabilmente, prima del lockdown, tu, sei riuscito a mettere via alcuni di questi prodotti da poter riutilizzare all'apertura. Ma cosa credi che succederà nel momento in cui riapriremo e dovrai fare approvvigionamenti di queste materie prime che arrivano veramente da tutto il mondo? Beh, come giustamente dicevi tu, Francesca, io ho già stoccato un bel po' di materiale, quindi io riesco comunque ad andare avanti un bel po'. Chiaramente poi, se questa cosa perdura per molto, dovrò ovviamente trovare delle soluzioni, nel senso che mi cercherò degli ingredienti
un po' più vicini, se riesco a trovarli, perché anche nel nostro piccolo, noi cerchiamo comunque per esempio, non so, delle erbe, delle radici che siano Sì. comunque diverse e che non sia mai utilizzato. Mm. Quindi cercherò di andare ancora più a fondo e di conoscere ancora più cose nella mia regione, dove opero chiaramente. E altrimenti dovrò cambierò piatto o cambierò ricetta o sostituirò un ingrediente se proprio non riesco. Quindi sarà Però insomma, scusami, sarà un'ulteriore sfida a quella che è la tua costante ricerca, quindi vogliamo guardare il lato positivo? ah sì, beh, sicuramente io poi, Francesco, tu sai che io non mi pongo dei limiti, non c'ho Certo, limiti. Quando, e come tu ben sai, quando io faccio le prove che durano magari un mese sì, e poi alla fine magari è strano, non è capito, ma è buono, io comunque sia, lo propongo lo stesso perché so che è buono. certo, Dopo averlo provato un mese, dopo averlo assaggiato noi a inchiostro e avendo anche il feedback magari da altre persone, giustamente lo propongo lo stesso, quindi io non mi pongo limiti, cercherò di ovviare a questo piccolo deficit, tra virgolette, con mhm, un altro ingrediente che troverò in zona, in Italia, o un certo. seme che magari mi possono mandare da qualche parte. Certo. Senti, a proposito di prodotti italiani, è probabile che nel momento in cui riapriremo avremo e avrete voi ristoranti una clientela locale inizialmente, dopodiché speriamo italiana, non ci saranno moltissimi stranieri. Secondo te, i clienti e le persone che in questo momento sono chiuse in casa, a livello di ristorazione, sentono il bisogno di sentire l'italianità nel piatto, quindi cioè preferiranno mangiare prodotti locali? Ma guarda, io credo che la gente ora, stando a casa, sicuramente avrà fatto una grande raccolta di assaggi di prodotti locali, no? Sì. Quindi io spero che nel momento in cui questi ristoranti apriranno, la gente abbia voglia di provare delle cose diverse. Me lo auguro. Mm. Ma me lo auguro perché non nel senso che non è buono, perché anch'io, guarda, qui a casa, ieri ho fatto una pizza, l'altro giorno una focaccia, ho cucinato con la mamma, ho fatto una Sì. lasagna, una parmigiana, quindi a me piacciono i prodotti locali, però dopo un po' vorrei anche tastare delle cose diverse, quindi mi auguro che sia questo che la gente poi vorrà provare, no? Ma a parte che noi siamo già, diciamo così, conosciuti, la gente fa il viaggio per fare un'esperienza Sì, diversa in chiostro. certo. Quindi noi abbiamo già una nostra linea definita Sì. e quindi mi auguro che poi alla fine la gente, magari un po' alla volta sempre, con tutte le precauzioni che ci saranno, voglia Mhm. provare delle cose diverse. Ok, e quali saranno secondo te le difficoltà per approcciarsi al cliente? Perché sicuramente abbiamo tutti un po' paura e questa paura ce la porteremo dietro anche nel momento in cui verremo a mangiare al ristorante. Che cosa ti aspetti? Beh, io mi aspetto che insomma all'inizio, come dico, sarà un po' difficile, no? Nel senso Mm. che ci sarà la fobia, la paura psicologica di questa, come dico io, brutta pandemia, no? Però insomma il cliente poi quello che è fidelizzato, penso che non, insomma, un po' alla volta andrà bene, insomma, ecco, non credo che eh, anche perché insomma avremo mascherine, guanti, Certo, igienizzanti, quindi certo. avremo distanze, a posto di mettere 4 persone al tavolo saranno 2, Mhm. quindi insomma, e poi bisogna anche vivere un po', no? Dove devi, come altri paesi che vedo che devono convivere con questa porcheria, e lo Sì, faremo anche noi in Italia, non suppongo, senza andare veramente in in panico. una cosa, in panico psicologico ogni volta. Quindi è anche una questione di abitudine, quindi stai dicendo, no? Piano piano ci Sì, convivere. sì, anche perché si sento di parlare di vaccini, io spero che prima o poi questo benedetto vaccino arrivi, eh. Certo. Ne sento nel giorno una, ne sento uno, adesso a Londra, in Inghilterra ne hanno uno, dicono che in Svizzera ne hanno un altro,
Mm. Io mi auguro veramente che ci sia sta cosa, che lo faccia così abbiamo finito, perché se no andremo avanti sempre con questa, no? Certo, Paura certo. di qualcosa che è così. Quindi io sono comunque ottimista, nel senso che penso che questa cosa qua passerà. È Infatti è passata gli anni quello, prima, infatti l'epidemia è quello che ti precedente. stavo chiedendo. Tu sei una persona ottimista e positiva, no? E prima mi stavi dicendo che secondo te tra qualche mese, non 2, ma 4-5 mesi, no, le cose Sì, un po' cambieranno. anche perché noi siamo italiani, noi dobbiamo valorizzare il nostro paese, perché il nostro paese è meraviglioso. Dobbiamo, cavolo, riprenderci in mano e continuare ad andare avanti e costruire come hanno fatto i nostri nonni, no? Prima di noi. Quindi io poi ti dico, ehm, quando c'era questa pandemia, vedevo i miei colleghi di Bergamo, io ammiro tanto questi colleghi che hanno dato da mangiare a questi infermieri. Ti giuro, mi stringeva il cuore a vedere queste cose qua e non poter fare niente, perché poi tu alla fine da qua non puoi muoverti, con la scusa che non ti puoi muovere non puoi aiutare nessuno, non puoi fare niente. Mm. E quindi, guarda, ne approfitto per dire forza Lombardia, forza Bergamo, forza Veneto, e la gente che ha subito veramente grosse perdite, sono veramente tristi. Per questo gli auguro il meglio del meglio del meglio, Gra- veramente. Grazie. Senti, mi piace chiudere con una nota culinaria e ti chiedo se ci sarà o c'era, insomma, nei tuoi progetti, se stavi lavorando a qualche idea nuova prima della chiusura, quindi qualche nuova sperimentazione. Sì, c'ho qualche idea lì in progetto che avevo già cominciato a portare avanti. Tra l'altro, mi sono arrivati i risultati 2 giorni fa, di 2 prove che avevo fatto, e sembra che stiano andando bene. Poi sai, cioè, puoi avere delle idee, ma dopo devi provare, perché mai un'idea poi alla fine ti viene come tu l'hai pensata, no? Perché ci sono Certo. delle cose che magari non funzionano, e poi ti dico, bisogna sempre andare avanti, quindi io vado sempre avanti. Speriamo che non sia questa porcheria qui che ci ha fermato, perché veramente bisogna andare avanti. Io sono molto ottimista che in futuro tutto andrà meglio. Perfetto. Terry, grazie mille per la tua No, testimonianza. grazie a te. Grazie mille e buon proseguimento. Anche a voi, e grazie ancora a te. Buona giornata. Buona giornata a te, ciao. Ciao.